Oggi la 19ª giornata di C1, Regione Veneto, padroni di casa per vincere davanti ai propri tifosi e soprattutto andare pari classifica con gli avversari. Popolo del futsal, un saluto da Odino Baggio per Roblox con Cosmos 9, miti vicinalis. Baron restano alti Peruzzetto e Cardellicchio, osservano ancora dal 20 e poi cerca una palla pericolosissima su cui si avventa Rocco Cardellicchio e fa 1-0 miti vicinalis. Errore di costruzione del corner. Si va a puntare doppio passo su Baron, passa al numero 7, interviene Fami e quindi riporta via la palla. Cosmos 9 in contropiede con la destra, Boateng traversa Baron, la palla resta lì, Boateng ancora, non è entrata in... Berius Serban dall'altra parte dove c'è Baron, sterza e poi riparte Baron apre troppo il destro, la palla per 1-0 miti al pala Cosmos. Padroni di casa adesso in avanti con Baron, doppio passo, Serban, il cucchiaio è troppo... Serban, Fami si muove, taglia sulla laterale di destra Serban, nel frattempo Fami si accentra, Fami con il sinistro, raso terra, Otero va dall'altra parte dove c'è Correa che va lungo da Zanchetta, anticipa il portiere, poi si gira benissimo Zanchetta, si fa anche male ma trova l'angolino lontano il numero 11 Marco Zanchetta, il gol che vale 2-0 miti al Fami chiama lo schema, mura a destra dove c'è Berto, Boateng laterale al centro ancora da Berto De Crescenzo, gran parata, avanti adesso la squadra di mister Luigi Zanetti a cercare il gol, attenzione perché rischia il contropiede il Cosmos, ma ancora possesso la squadra di casa con Bresolin dal limite, il destro. Fami vuole andare in contropiede, sterza, mette a sedere Marson d'esterno, ottima, splendida la palla di Fami da Bresolin che va addosso a De Crescenzo va lungo, la schiaccia per terra Serban, quindi arriva Marson con il sinistro, Trivellin, due volte Trivellin, ancora Marson però è buona la palla per il miti, Buriola sterza, esce Trivellin, ancora Marson, una finta Marson, poi lascia il pallone, Brian Orsi, Trivellin, palla alta, spiovente, svirgola Correa, quindi Fami di testa, bravo, prolunga per Baron verso la porta, cerca Brian Orsi, se ne può andare il numero 7 in maglia blu, va sulla destra, Bresolin lo insegue, la palla di Brian Orsi, la tocca Bresolin e poi si avventa così su Buriola, la conclusione di l'angolo Cosmos, con Serban che resta fuori, ultimo uomo, Berto va incontro, Berto la tocca! Sul secondo palo c'è Jean-Pierre Moore, accorcia le distanze il Cosmos, il gol del numero 22 sull'assist di Berto. Trivellin lungo a cercare Boateng, ottimo lo stop con il petto di Boateng che poi Baron, una finta, poi accelera su Cardellicchio, Baron si lamenta, si ferma, ma non c'è fallo, quindi può ripartire 3 contro 2, Otero, il tocco da Cardellicchio controllo, ancora Otero di prima, incrocio, gol! Il gol del Miti in contropiede, porta la firma del suo capitano Alexis Otero e cambia ancora il risultato. Brian Orsi vede Rocco Cardellicchio che gli va incontro ma sbaglia, quindi concede palla a Baron, il cucchiaio del numero 20 Nicolò Baron che accorcia le distanze per il Cosmos, è 2-3, l'ex Sporting Altamarca fa un gol da card da incorniciare attraverso una mix card di Roblox, highlights personalizzati, andate sempre a scoprire tutte le informazioni in descrizione. Cardellicchio, c'è Brian Orsi che gli passa davanti, Cardellicchio fa una grandissima cosa su Berto, Cardellicchio verso la porta, deviazione, Buriola è buona, esce Trivellin, Fami, Baron gli va incontro, può andare all'1-2 il 20, Baron invece sceglie di andare verso la porta, De Crescenzo si tuffa, sistema l'uomo sul palo, De Crescenzo, Serban vuole lo schema, Fami l'anticipo, Fami! Brian Orsi appoggia Otero che va lungo da Cardellicchio, superiorità, Cardellicchio trova il passante per Catani, il palo! Non entra! Fami resta fermo al centro Baron, quindi Fami sceglie la via personale, la tocca De Crescenzo, grande parata, Berto lo aspetta Otero, Berto si accentra, non ha lo spazio per tirare, quindi va ancora a sinistra dove c'è Fami sterza su Peruzzetto, Fami! Se lo inventa lui! Il gol che vale il pareggio! E il gol di Fami con Berto che si è anche fatto male a terra. Ma cosa ha fatto Fami? Una gran sterzata, poi è andato sul secondo palo, si lamentano gli ospiti nel frattempo. Otero ristabilita la parità al pala Cosmos. Palla profonda, Otero come si è coordinato! Splendidamente! Crescenzo, Correa vicino, Correa trova la traccia laterale per Cardellicchio, ottimo la palla sull'inserimento, quindi Correa, Otero con il sinistro a cercare il secondo palo, non si al limite, Cardellicchio sul secondo palo, mette fuori Baron e quindi finisce così al pala Cosmos, si devono accontentare di un punto a testa, Cosmos 9, miti vicinalis, qualche rimpianto in più per gli ospiti che erano avanti di 2, Zanetti che invece sarà soddisfatto della reazione dei suoi.
che riprendono la partita e ottengono il pari. Finisce 3-3.